100 poliziotti penitenziari in servizio alla casa circondariale di Lorenzo di Agrigento hanno chiesto nelle ultime settimane di essere trasferiti. 35 di loro hanno indicato come destinazione un carcere del nord. E questo è il triste trend che si registra nel carcere di Agrigento, condizioni precarie sia per gli operatori che lavorano, ma anche per i detenuti che ci vivono. Il primo problema è sicuramente numerico, troppo pochi gli agenti che si alternano in turni faticosi, svolti peraltro non nelle migliori condizioni lavorative. Problemi che riguardano anche la struttura stessa del carcere, bisogna ancora completare gli infiniti lavori di ristrutturazione di un padiglione, ma ci vorrebbe anche la definitiva sistemazione del presidio ospedaliero all'interno della struttura, condizione al limite anche per i detenuti che vivono in alcune celle in condizioni di sovraffollamento. Infatti diversi sono i casi di risarcimento imposti dal Ministero della Giustizia o accettare alcune volte la mancanza di acqua calda. Situazioni queste che hanno talvolta esasperato gli animi, culminando con episodi di violenza. Negli scorsi giorni il prefetto di Agrigento, Dario Caputa, ha visitato la struttura facendosi una propria idea. Stesso percorso seguito dal procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.